alla destra del vostro teleschermo AMGM 2000 in divisa verde, in divisa granata quasi direi, la formazione dell'Olympia Regium. Spara ma trova il petto dell'estremo difensore, anche se il pallone aveva oltrepassato la riga prima di essere calciato. Romagnoli sulla fascia destra ed esplode il Palafaedo, è 1-0. Se non sbaglio De Donato mi pare che abbia Iervoli di nuovo dentro, attenzione, questa era trattenuta di maglia, si è vista benissimo su De Donato, sta un po' esplodendo qui però gli arbitri non hanno visto il fallo per l'MGM. Ok, siamo pronti, cede il pallone ed è gol, 1-1. Uno schema 1. Partita velocissima, molto ricca dal punto di vista agonistico. È il numero 10 che va a segno, il numero 10 Valtin Alitaia, il numero 10 di Olimpia, ed è Iervolino che manda in angolo questo pallone. Mattia Mazzaglia respinge questo pallone insidiosissimo, ma lo tiene l'Olimpia e gioca un colpo di tacco ed è il terzo gol. Aggancia però, attenzione, da solo e attenzione, l'Olimpia questa volta freddissima porta a casa il quarto gol. Riesce a concludere qualcosa? Se non è entrato ci ha pensato Pais ed è andato in rete, portiere di movimento che porta a segno il gol. 4-2 in rete, attenzione, perde un pallone importante e adesso si invola e la porta direttamente dentro ed è 5-2.